Benvenuti in questa recensione della Old Friuli. Siamo tornati qui in fanpage dopo un paio di settimane che non avevo pubblicato nulla. Oggi però torniamo. Parlo piano perché è un po' tardi. Che ore sono? Io sto registrando all'1:30 di notte, quindi parlo piano per questo. Comunque, sono usciti i primi due episodi della All Friuli, del Bel Friuli della nuova stagione, dopo uno stop di qualche mese. Comunque oggi si torna con le recensioni. Comunque, cominciamo subito intanto parlando di cosa è successo in questi ultimi episodi prima della ripartenza, no? Con Happy Farming che è stato tradito da Concetta, perché Concetta ha tradito Happy Farming con il reverendo e giustamente questo non è andato giù a Happy Farming. Tra l'altro Mutombo, che era l'operaio della scorsa stagione, onestamente parlando poteva dire qualcosa in più perché è stato zitto, ha coperto il reverendo, ha coperto Concetta e non si fa così, doveva dire subito tutto Happy Farming. Quindi io mi auguro che Mutombo non venga più assunto perché crea solo problemi, non dice la verità, non dice nulla al suo datore di lavoro. Io uno così non lo assumerei neanche per derubare le vecchie. Poi sono opinioni. Comunque, cominciamo a parlare della nuova stagione, new season of All Friuli barra Bel Friuli. Innanzitutto è importante specificare il fatto che Ludmilla e Leslie sono ancora vivi e quello della loro morte era tutto un piano di Happy Farming Day, era tutto un suo piano orchestrato da lui sin dall'inizio. E mentre appunto Happy Farming ha cercato di andarsene per stare con Concetta, Leslie era a Taiwan. Ludmilla invece si è comprato una nuova moto Ape e oggi andremo ad analizzare il tutto. Innanzitutto è stato bellissimo risentire quel Ludmilla di Happy Farming perché è stato veramente troppo tempo che non lo sentivo questo richiamo di Happy Farming sul suo amico storico, amico fraterno Ludmillo. E sinceramente anche Pace e Bene del reverendo era una bella catchphrase, ma Ludmillo non si può battere. Cioè, ti fa proprio respirare quell'aria di old school delle prime stagioni della All Friuli barra Bel Friuli, chiamatelo come volete. Innanzitutto, vabbè, prima vi ho accennato che Ludmilla aveva la moto Ape viola, non più rossa, la stessa moto Ape che, mi ricordo, nella prima stagione ha messo sopra il tetto della signora Concetta, quella vecchiaccia befana strega e, e niente, insomma, adesso quella moto Ape là è diventata storica anche perché l'ha pure cambiata, poi è andato anche al funerale, fra virgolette, funerale di Concetta con quella moto Ape perché alla fine non è morto nessuno, cioè in questa serie muoiono tutti ma poi risorgono, ma poi sono finte morti, cioè bellissimi i colpi di scena che ci sono nella Old Friuli, sono indescrivibili. Comunque, innanzitutto da morire da ridere quando Ludmillo ha fatto un sacco di casini con la moto Ape perché non camminava al centro della strada, quindi andava a sbandare, si era incastrato contro un palo, poi si era incastrato contro l'albero. Ha fatto più casini che altro, è stato un inizio molto ignorante, molto caotico, ma quel caotico divertente. E tra l'altro il riassunto del primo episodio della nuova stagione, che poi in teoria non è neanche la nuova stagione perché sono usciti gli episodi, cioè Paolo li ha targati episodi 17 e 18, quindi neanche sono proprio nuova stagione, però io la considero nuova stagione perché appunto era da tempo che non usciva un episodio. Comunque cioè, il riassunto è stato Ludmillo, ma dove stai andando? Ludmillo, dove sei? Ludmillo, attento, cioè
Tra l'altro Ludmillo è passato da indossare il maglione a luglio, nel mese di luglio, anche se in teoria nel gioco è il mese di agosto, però sempre estate è. Comunque il maglione d'estate alla canotta perché giustamente sentiva caldo, quindi si sarà cambiato qualche 5 volte Ludmillo, ma poi come fa a cambiarsi dentro la moto Ape? Perché un conto tu ti cambi dentro una macchina che è un veicolo più, diciamo, ha più spazio, ma dentro una moto Ape... Mamma mia, poi il Ludmillo è un uomo grosso, come fa a cambiarsi così velocemente? Ecco, una spiegazione ce l'ho, magari lui si cambia velocemente ed è per questo che fa casini mentre guida, è l'unica spiegazione plausibile. Comunque, mi ha fatto anche morire da ridere la bici di Leslie che non guida. Cioè, Ludmillo va a dire a Happy Farming, no, io faccio guidare la bicicletta a Leslie perché sennò fa casini mentre guida, mentre lui, si è incastrato 5 volte contro il palo, è stato 6 ore per tornare in strada, ci hanno messo 30 anni per arrivare alla farm ed è lui che fa casini, è Leslie che fa casini, non lui mentre guida. Tra l'altro mi ha fatto morire da ridere anche quando Happy Farming ha minacciato Ludmillo di vendergli la moto Ape. E ora ci spostiamo all'episodio 18, o quello che io considero il secondo episodio della nuova stagione, che dovrebbe essere la quarta o quinta stagione, non lo so, dovrei fare un conto. Comunque, innanzitutto aprire con Earth cantata da Leslie Shaw, quindi la cover di Johnny Cash, cioè la cover della canzone di Johnny Cash, Earth, direttamente da The Hangover Part 3, una notte da Leoni 3, è arte, cioè non poteva aprire l'episodio in modo migliore Leslie, una scelta geniale per un inizio poetico, l'ho descritto io, e tra l'altro, insomma, sono molto contento che intanto Leslie se la sia spassata con il suo grandissimo amico Stu a Taiwan. Stu che è conosciuto anche come il miglior dentista al mondo insieme a Dr. Britt Baker DMD. Comunque, a parte questo, tra l'altro Earth è anche la suoneria di Xiao, un Xiao che non sa come rispondere al telefono perché prima dice buongiorno, poi buonasera, poi buonanotte, quindi divertente anche questa scena. Tra l'altro bellissima anche la tuta che si è messo Xiao per avvicinarsi all'alveare per non farsi pungere dalle api. Tra l'altro Leslie ha detto che ha paura delle api, anch'io, sinceramente abbiamo questa cosa in comune, non sopporto gli insetti in generale. Comunque, tra l'altro Leslie ci ha pure anticipato che una persona sarà assunta da Happy Farming prossimamente. Vedremo chi sarà questa persona, vedremo intanto anche se tornerà Raul Colon, vedremo se tornerà anche Zibbo Bobolo, anche lui una figura molto importante all'interno della famiglia di Happy Farming, come appunto Raul Colon Raul, tutti molto importanti. Vedremo anche se avremo nuove facce, se tornerà Huckleberry, insomma, o se tornerà, anche se ne dubito, ma potrebbe anche tornare Bomba Anarchica, perché ragazzi, la All Friuli barra Bel Friuli è imprevedibile, è come la AEW, è come un film della Marvel, è come una serie di HBO, cioè tu non sai mai cosa possa mai accadere in questa fantastica serie, è come Being Elite, cioè tu non puoi mai sapere cosa possa accadere qua. Quindi io cioè è come un film di Todd Phillips, cioè o di Al Pacino o di Clint Eastwood, tutto è imprevedibile. Noi ci vediamo alla prossima, non so quando uscirà il prossimo episodio, penso che stasera uscirà qualcosa o comunque nei prossimi giorni. Seguite Happy Farming su YouTube, seguite Happy Farming su Twitch, seguite me, il cane da guardia Baby, su YouTube e la fanpage sempre su YouTube, seguite la fanpage di Happy Farming gestita da lui, appunto la mia fanpage gestita da Happy Farming, e noi ci vediamo alla prossima.